Buongiorno Lorenzo. Buongiorno professor Maggi. Finalmente sempre che ogni volta ci sgridavano che non beviamo spritz. Questo è proprio uno spritz, è proprio uno con spritz. anche i pasticcini, con tutto quello che si aspetta. Patatine, c'è di tutto. L'occasione ghiotta per parlare di Rovigo da una parte e poi dopo, se abbiamo voglia, parliamo anche di Portoviro. Come vuole lei. Lei sa che è il vero mentore. Io sono il pungolatore. Allora, siccome di Rovigo tu conosci il tutto. Qualcosina, sono un ragazzo di campagna, io sa cosa vuole. Dottor Maggi, sono un ragazzo di campagna. Detto questo, alla faccia dello spritz e anche della patatina, ma cosa succede a Portoviro? Poi te lo dirò io magari. Ma cosa succede qua a Rovigo? Due assessori in poco tempo che vanno via. Forza Italia, Fratelli d'Italia in fibrillazione. Voi di Forza Italia che vi sfregate le mani. No, non ci freghiamo le mani. No. Guarda, quando in una coalizione un partito importante come Fratelli d'Italia che ha dei problemi e che se diventano palesi, non è mai bene. Questo sicuramente. Non è mai bene né per il partito né per la coalizione, perché poi sono sempre spore che vengono mandate in giro e determinano una difficoltà di gestione della coalizione. Ma come mai questa fibrillazione? Cioè, perché Fratelli d'Italia, sì, ogni volta mi sconfondo con la tua, scusa. No, non si preoccupi, c'è sempre l'Italia in mezzo. Va bene. Beh, con Fratelli d'Italia che ha praticamente tre anime. Adesso so che fra poco, domenica o sabato, ci sarà il... Sabato si deciderà chi è il coordinatore o... Cos'è, coordinatore o segretario, come si chiamano? Lo chiamano in vari modi, presidente provincia, comunale. Come sarebbe il referente? Chiamiamolo il segretario comunale, diamo i nomi classici della Prima Repubblica. Il segretario comunale del partito di Fratelli d'Italia nel comune capoluogo. Quindi sarebbero tre anime? Magnezzo da una parte, Zangirola dall'altra e Moretto che è l'ultimo arrivato. In realtà le anime una volta le chiamavamo correnti e forse era molto ma molto meglio chiamarle. E voi democristiani sapevate come gestirle? E noi democristiani ne avevamo tante e io potrei fare il professore universitario di correnti in giro per il mondo. No, in realtà ce ne sono. Non ce ne sono tante, ci sono delle personalità e una personalità dal punto di vista umano e dal punto di vista politico che si afferma determina, diciamo, le potremmo chiamare anche ispirazioni, formazioni, potremmo chiamarle anche, i gesuiti le chiamano osservanza. In realtà ci sono le elezioni, due candidati, che è una cosa bellissima. Sì. Due o tre? Due. E qualcuno parlava che c'era anche Magnezza, Zangirola e Moretto sicuramente. Non si può più c'era tempo. Sì, ha già chiuso. Ha già chiuso la l'avevo letto possibilità di tempo fa, forse sono in ritardo di un paio di giorni. Ci sono due candidati per questo ruolo, che è un ruolo importante. Gli iscritti, sempre leggendo sui giornali, sono circa 700, sarà un bagno di democrazia assolutamente interessante. Ma adesso Fratelli d'Italia sta pagando questa crescita che è stata esponenziale in pochissimo tempo, cioè questo è uno dei motivi che sta soffrendo in questo momento, non solo qua, quindi anche a Roma mi sembra che non ci sia tutta sta armonia, cioè sta pagando cosa? Posso rispondere a questa dopo aver mangiato? Domanda? No. Non è molto educato, chiedo scusa. Posso rispondere a questa domanda che lei sardonicamente, quindi con una punta di malizia, ha infilato. Magari i partiti avessero tutti questi problemi di crescenza. E 700 iscritti di Fratelli d'Italia nel comune di Rovigo è un partito vivo. Sono le normali. Quindi dici ben venga questo? Ben venga le iscrizioni, ben venga i congressi, ben vengano i congressi, ben vengano i dibattiti, vuol dire gente viva, mi permetta, gente vera, cioè non sanguigna? Sì, ma gente vera che esiste, non un congresso sulla carta e dopo dove sono gli iscritti? Sono tutti iscritti sulla carta, poi chiami e non ce n'è mai nessuno. No, è un partito che ha
certamente ha dei problemi di crescita, ma problemi perché è cresciuto tanto. Vorrei avere i problemi di crescita, arriva al 30%. Ma è a livello personale, di persone, a livello provinciale, come sono messe Fratelli d'Italia? Adesso che non c'è più la Valeria Mantovan, che è in regione, quindi è responsabile del Samidei, no? Rappresenta le varie anime lui? Diciamo che Amidei è il commissario provinciale. Adesso Fratelli d'Italia sta eleggendo in ogni comune i coordinatori comunali, dove è il numero minimo di iscritti previsto dallo statuto. È la vita di un partito dove viene eletto uno. No, ma nel senso, riesce secondo te Amidei ad essere la sintesi di queste varie anime? Mi rifai questa domanda alla fine di tutti i congressi. Ah, va bene. Perché adesso, è stato fatto quello di Adria, dove è stato eletto all'unanimità Ceccarello, che è una bravissima persona. Tra l'altro luogotenente delfino di Amidei. Ma Scosita sono anche. Beh, anche a Portoviro, Comunian, anche lui persona. Per Munian, persona veramente squisita, che è stato eletto anche lui all'unanimità. Certo che Rovigo è un luogo, è il capoluogo della provincia, quindi animoso e animato. Diciamo molto animato. Per ora l'animosità si vede nelle istituzioni. Quindi forse qualcosa abbiamo capito di più di questo querello. Diciamo che i candidati sono veri e non è una cosa per finta. Quando un partito discute però è sempre una cosa positiva, sempre. Quando è che vanno a votare? Domenica? Sabato 20, cos'è? Non ho un calendario. Sabato 14. Comunque questo sabato. Quindi adesso noi siamo a mercoledì. Ma lei che è un valente giornalista. No, ma tu sai che io sono basso polesano centrico sempre. Ho capito, a prescindere. Comunque la tua previsione lei sabato pomeriggio. Se la giocano per pochi. No, devi farmi. Se la giocano per pochi voti. Sì, come la provinciale. Provinciale hanno vinto o perso per un voto, quindi se la giocano lì, tutti e due. Bene, grazie Lorenzo che mi hai fatto capire un po' di più. Grazie a lei, amico mio, grazie a lei.